Il PM ha chiesto l'archiviazione sul caso di Sissi Trovatomazza, l'agente di polizia penitenziaria morta all'inizio di quest'anno dopo oltre 2 anni di agonia in seguito al colpo di pistola sulla testa. Il suo caso non verrà ulteriormente approfondito dalla Procura di Venezia, con il PM che è a capo delle indagini per istigazione al suicidio, dopo aver cercato di far luce sulla vicenda, ha invece concluso che non ci sarebbero indizi di omicidio. Secondo la procura ci sarebbero nuovi elementi a supporto della tesi del suicidio. Sissi fu trovata infatti riversa a terra con un proiettile nella testa all'interno dell'ospedale civile di Venezia, ma l'ipotesi del suicidio non ha mai convinto parenti e amici della ragazza, che stanno già elaborando alcuni elementi da presentare al giudice per opporsi alla richiesta di archiviazione. L'agente che lavorava nel carcere della Giudecca rimase gravemente ferita da un colpo di pistola che veniva dalla sua arma d'ordinanza. L'autopsia effettuata dopo la lunga ospedalizzazione non riuscì a dare indicazioni rilevanti sull'accaduto.